Celebrata la cerimonia del passaggio della campana del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, al presidente Francesco Pira è subentrato il dottor Gioacchino Cimino. Entrambi hanno ringraziato i soci per la stima dimostrata. Nel corso della cerimonia, alla presenza delle autorità leonistiche e Leo intervenuti e dei soci, sono entrati a far parte del club 3 nuovi soci: Margherita Licata, Roberto Vella e Antonio Castelli. Al professore Pina sono andati ringraziamenti da parte di tutto il club per la sua operosità e lo spirito di servizio dimostrato in ciascuna delle tantissime attività svolte nel corso dell'anno sociale appena trascorso e che hanno consentito al club Agrigento Valle dei Templi di crescere ed essere sempre più presente nel territorio. Al subentrante presidente dottor Gioacchino Cimino un grande in bocca al lupo per un anno sociale ricco di servizio volontario in favore della nostra comunità e di chi ha bisogno, sicuri che saprà portare avanti l'attività leonistica del club verso altri straordinari traguardi. Presidente, al via il nuovo anno sociale con la sua presidenza, tanti gli obiettivi, il club aumenta anche la qualità dei soci e i riconoscimenti che arrivano al club Valle dei Templi da parte delle autorità leonistiche. Sì, come avete notato il club quest'anno è stato insignito di diverse cariche da parte del distretto e del nuovo governatore. Abbiamo 4 nuovi delegati, il professore Pira delegato ai giovani e al lavoro, la Mariella Andinoro delegata per la raccolta occhiali usati, l'avvocato Gaetano Salemi delegato per curare l'immagine del distretto e Susi Iacona è componente di un importante progetto, quello Kairos. I Lions come sempre saranno a disposizione del sociale, il nostro motto è We Serve, noi serviamo, e quindi faremo in modo di essere presenti sempre in ogni luogo qua ad Agrigento per tutti coloro che hanno di bisogno. Francesco Pira, lasci il testimone a Gioacchino Cimino, un anno intenso quello tuo di presidente, ma ricordiamo anche il tuo lavoro e il tuo impegno al Sosan. Sì, è stato un anno importante, abbiamo nel giro di 2 anni raddoppiato il numero dei soci, l'anno scorso abbiamo fatto 31 service sul territorio, abbiamo dato e donato alla nostra fondazione internazionale 2.800 euro. Sono risultati che ci rendono orgogliosi e che ci fanno sperare che in futuro questo club possa crescere ancora di più, e sono certo che il presidente Cimino sarà capace di far volare ancora di più questo club. Poi io continuerò a fare il mio lavoro da delegato distrettuale su un tema veramente molto bello, giovani e lavoro, e continuerò la mia attività di presidente nazionale SOSA. Un impegno costante, ma soprattutto un impegno a servizio degli altri. Mariella Andinoro, a consuntivo della sua attività di presidente di circoscrizione, oggi qui è anche come socia del Lions, una socia attiva e fattiva, un club che cresce riconosciuto anche dalle istituzioni nazionali del Lions. Stasera un grande momento celebrativo, il passaggio della campana, il passaggio tra il presidente Francesco Pira e il presidente Gioacchino Cimino. Il presidente Pira lascia una grande eredità, un servizio di grande qualità, con tutto portato avanti con lo staff e con tutta la squadra. Il presidente Cimino stasera ha presentato il suo programma che sicuramente sarà di grande qualità, ricco di servizio, e che porteremo avanti tutti insieme con la circoscrizione, con la zona, la circoscrizione, seguendo le linee distrettuali del nuovo governatore Daniela Macaluso.